Quello che più ci deve far riflettere su queste cose è il diffondersi tra i ragazzi più giovani un senso di arroganza che passa alla violenza e commette e viola, insomma, una serie di reati molto importanti. Anche per questo, alla luce dei recenti episodi di violenza da parte delle baby gang della zona tra Venezia e Mestre, l'assessore alla sicurezza ha deciso di riunire al più presto i tecnici perché si acceleri il montaggio delle telecamere di videosorveglianza. Mentre nel frattempo sono già state messe in campo azioni, in primis i provvedimenti emanati dal questore nei confronti di 12 persone, tra cui la sorveglianza speciale per un capobanda. I provvedimenti che ha emesso il questore non vanno assolutamente sottovalutati, anche se sono i primi, e ritengo ne seguiranno degli altri, perché misure come queste sono misure molto più importanti, come diversamente alcuni credono, perché costituiscono esattamente l'anticamera delle misure cautelari che possono seguire, che hanno appunto una pesantezza maggiore.